lingua italiana. E parliamo di un italiano che certamente pochi conoscono, perché spesso nell'ambito in cui lui ha vissuto vengono ricordati altri grandi esploratori. Infatti parliamo di esplorazione. Abbiamo visto nell'immagine introduttiva appunto un ritratto di questo esploratore italiano dell'Ottocento, appunto il Beltrami. Ma chi era? Beh, siamo agli inizi dell'Ottocento, siamo nella prima metà dell'Ottocento. Nello specifico lui ha una vita un po', come dire, abbastanza attiva dal punto di vista politico. Infatti è acceso da quelli che sono i principi liberali della rivoluzione francese. Siamo nell'epoca post-napoleonica, siamo intorno agli anni 20 dell'Ottocento e lui decide di partire per il Nord America. E partirà per il Nord America e poi avrà un incarico nel 1822 dal generale Clark per andare a scovare le sorgenti del fiume Mississippi. È una storia particolarmente interessante perché appunto non vengono quasi mai citati italiani, soprattutto in quel periodo. Vengono sempre anche a scuola insegnati altri grandi esploratori. Ma quest'uomo è veramente speciale. È speciale perché va a compiere un'impresa che poi resterà non solo nei suoi scritti e nei suoi diari, ma resterà poi nella memoria anche americana, soprattutto per il fatto perché riesce ad avere un rapporto davvero conviviale con quelle popolazioni native che incontrerà risalendo appunto il Mississippi e andare appunto a ritrovare quelle che erano le sorgenti. Era un'impresa molto particolare. Doveva anche dare un resoconto dei fortilizi appunto americani che c'erano in quel periodo. Ricordiamo che in quel periodo siamo qualche anno appena dopo i fatti dell'invasione inglese, no? Che dal Canada voleva riconquistare e riprendere appunto quelli che erano ormai gli Stati Uniti d'America. Quindi c'era proprio quella guerra, la famosa guerra del 1812. Quindi insomma era una zona abbastanza calda. Ma che cosa accade? Accade che appunto Beltrami risale insieme ad altri due esploratori, tra cui Long, tutte quelle sponde appunto del Mississippi, e incontra soprattutto, in generale, due nazioni importanti, che sono quelle nazioni Dakota, e quindi di quella parte della grande confederazione Sioux, così conosciuta, che appunto vive quelle zone del Minnesota odierno, e poi anche gli Ojibwa, o Anishinaabe, come dovrebbero chiamarsi nella loro lingua, quelli che molti conoscono come Chippewa. Quindi i resoconti e grande esplorazione di questo italiano sono importanti perché poi lui arriverà non solo a riuscire nella sua impresa, ma anche a conservare, quindi a collezionare una serie di manufatti che ancora oggi sono molto importanti e interessanti, tra cui uno in particolare, un tamburo che ha un disegno un po' particolare, sembra quasi una forma di un demone, e che è stato utilizzato anche per logo, diciamo così, dei giochi invernali di Calgary. Le esplorazioni sono così importanti perché riescono a far capire a tutti noi oggi qual è stato il movimento di tutte queste popolazioni, sia native appunto dell'epoca, quelle che sono state anche le migrazioni di quelle altre popolazioni che ormai dagli Stati Uniti formati dell'est sono dovute andare via e quindi andare sempre più verso ovest. Ed è importante anche capire quello che è il sintomo, no? di queste grandi esplorazioni, cioè la voglia di poter essere in prima linea e lasciare qualcosa alla storia. E il nostro Beltrami è stato uno di questi, uno dei maggiori forse esploratori dell'Ottocento italiani. Ad una prossima puntata. Grazie ancora.